Con una zampata vincente di Mattia Retucci, l'ex di turno, la Pro Favara espugna il Tomaselli e conquista l'intera posta in palio. 3 punti che permettono ai ragazzi di Gaetano Catalano di rimanere saldamente al terzo posto in classifica nel campionato di eccellenza ed accorciare sull'Acragas seconda. Una sconfitta che forse penalizza più di quello che si è visto in campo la formazione nissena di Alessio Sferrazza, che si è dimostrata intraprendente proponendo un buon calcio e producendo alcune occasioni da gol, prontamente stoppate da Eire e compagni. Il gol arriva a tempo praticamente scaduto con il guizzo vincente di Mattia Retucci che insacca a distanza ravvicinata su preciso traversone del sempre ottimo La Piana. È stata una partita molto dura, loro sono dimostrati una grande squadra che sicuramente non meritano la classifica che hanno, però ci hanno messo in difficoltà già dal primo minuto. Noi avevamo avuto tanti problemi in società per quanto riguarda, in settimana voglio dire, per quanto riguarda infortuni e squalifiche, ma già da come abbiamo lavorato in settimana non abbiamo cercato alibi e siamo venuti qua a fare la nostra partita. Ci vuoi raccontare il tuo gol? Ci ho capito ben poco perché l'arbitro ha dato il recupero, allora noi siamo ripartiti. Calogero ha messo questa palla in mezzo che sembrava lunga, ho cercato di allungarmi e ci ho arrivato con la punta del piede. 9 volte su 10 va fuori, per fortuna è quella giusta. Una dedica particolare? Beh, sicuramente non vengo da un anno bello personalmente perché l'infortunio al ginocchio, l'intervento, la voglio dedicare a tutte le persone che mi sono state vicine, come la mia famiglia, la mia ragazza e a loro. La Pro Favara era scesa in campo in formazione rimaneggiata dopo una settimana difficile con il post partita con il Mazzara che aveva portato infortuni e squalifiche. Problemi che mister Catalano è riuscito a contenere trasmettendo ai suoi ragazzi quella fiducia in se stessi che hanno fatto poi vedere in campo. La partita ha visto una Nissa intraprendente, decisa e padrona del campo. Il gioco è stato disturbato da un forte vento che ha vanificato diverse occasioni da ambo le parti. La Pro Favara ha comunque saputo ribattere, contenendo le minacce dei nisseni e mostrando una buona tenuta. Sapevamo che era una partita difficile a prescindere dalle assenze perché non mi piace parlare delle persone che mancano, non l'ho mai fatto, siamo come ho detto prima anche sabato nell'intervista un gruppo importante, siamo tanti nella rosa, tutti ragazzi che meritano di giocare e credo che oggi abbiano fatto una grandissima prestazione. È vero che la prima parte della gara è stata una gara un po' diversa, anche dettata pure dal vento che non si poteva giocare un granché a calcio, ci sono state pochissime occasioni e invece la seconda parte della gara devo dire e faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo saputo soffrire, la Nissa ci ha messo a volte anche in difficoltà e all'ultimo siamo riusciti con una zappata di Retucci di vincere questa partita che per noi è importante e fondamentale. Lo aveva detto nell'intervista di sabato, troveremo una Nissa forte, disposta a tutto e dobbiamo dirlo chiaramente, vi ha messo in difficoltà. Assolutamente, la Nissa come ho detto prima è un'ottima squadra, rispetto al girone d'andata ha cambiato anche tanto, ha cambiato modulo. Devo dire che oggi ha fatto anche un'ottima prestazione e dall'altra parte noi siamo stati bravi come ho detto prima a soffrire, abbiamo avuto poche occasioni rispetto a tutte le altre gare e forse nella seconda o la terza occasione siamo riusciti a fare gol nei minuti finali. E questo per noi è un motivo anche di orgoglio perché vuol dire che la squadra ci ha creduto fino alla fine, adesso bisogna recuperare un po' qualche acciaccato e da martedì penseremo alla prossima partita. Partiamo dal presupposto che oggi questa vittoria per noi vale molto di più rispetto a una semplice vittoria perché avevamo 4-5 giocatori importanti fuori tra squalifiche e infortuni e 2 in campo che praticamente hanno fatto delle infiltrazioni. Questo non è un alibi, però fa capire la forza di questo gruppo che anche con queste defezioni praticamente abbiamo portato un risultato importante. Devo dire che oggi è stata una vittoria
diciamo all'ultimo sospiro, perché alla fine la Nissa ha fatto bene, cioè non ci ha fatto giocare, ha creato tantissime occasioni da gol, devo essere sincero, il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto, perché sono sempre coerente nelle mie dichiarazioni. Primo tempo piuttosto equilibrato, con i padroni di casa che cercano di fare la partita, poche le occasioni veramente pericolose. Nel secondo tempo i nisseni si fanno più intraprendenti e cercano di chiudere l'incontro, ma trovano una Pro Favara forte e decisa che contrabbatte punto su punto. Nel finale, quando tutto sembrava portare allo 0-0, arriva la zampata vincente di Mattia Retucci, il numero 9 sfrutta al massimo l'assist della Piana e insacca. Entusiasmo alle stelle per la Pro Favara, che continua il suo buon campionato e accorcia la distanza con l'Akragas. Tanta delusione invece in casa della Nissa, e non poteva essere altrimenti. Un primo tempo di studio, un secondo tempo all'attacco perché volevate chiudere la partita, e poi il gol, diciamo così, rapina di Retucci, mister. Sì, noi anche il primo tempo abbiamo prodotto diverse palle gol, purtroppo non l'abbiamo fatto e alla fine siamo stati puniti. Abbiamo prodotto diverse azioni sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, e quando le partite le tieni in bilico fino alla fine capita che poi prendi il gol alla fine e resta l'amaro in bocca. Penso che comunque se ci sia una squadra che doveva vincere era la Nissa, sotto gli occhi di tutti. Ripeto, mi dispiace tantissimo per i miei tifosi, per i miei dirigenti e per i miei ragazzi, però penso che abbiamo espresso un buon calcio.